Grande successo per l'8ª edizione del Festival Laguna Sud, che ha portato nel cuore di Chioggia, in un contesto davvero unico al mondo, 5 serate di cinema, dibattiti e cultura. L'appuntamento si è concluso domenica, anticipo della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Tra i promotori di questa meravigliosa esperienza che fa scuola, il regista veneto Andrea Segre. Laguna Sud ogni anno invita dei registi a passare 2 settimane nel cuore delle proprie calli, nelle strade e nelle acque della laguna per raccontare questo pezzo di Veneto e d'Italia con un occhio sempre diverso. Tanti i contenuti di questa rassegna. Quello che forse a me piace di più tra i film che presentiamo è il film iraniano Radiograph of a Family, che è l'unica regista che non riesce a raggiungerci perché le hanno tolto il passaporto e non ha potuto viaggiare, quindi da Teheran ci saluta, ma ovviamente tutti gli altri film sono molto belli e tutti i registi saranno con noi, da Matteo Tortone di Motherlode a Alessandro Cassigoli di California, e poi ci sarò anche io che sono anche regista di uno dei film che presentiamo. Tra gli ospiti d'eccezione, uno in particolare come il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, che si è preso una piccola pausa dal grido. La Mostra del Cinema di Venezia ha sempre una grande attenzione nei confronti e dei giovani registi e del pubblico giovanile, che non a caso negli ultimi 10 anni è cresciuto esponenzialmente. Gli spettatori giovani si sono decuplicati rispetto a quello che io ho trovato nel 2012, segno che non è vero che i giovani non sono interessati al cinema, bisogna come dire, lavorare per avvicinarli, per offrire delle occasioni di fruizione, di conoscenza e i risultati non mancheranno.